è tutto a terra, tutta la valle del lungo e del largo è tutta a terra. Adesso si vede meno che lì, ma ce ne sono tante piante in mezzo a quelle che si vede in piedi. Non è più come prima, non è neanche più bello, non si va da nessuna parte, né su per di là né su per di là, da nessuna parte. Vivere lì che manca le strade, manca i sentieri dove che si va in montagna, adesso siamo dietro che si fa tutto quanto, però un po' alla volta, un po' il comune, un po' i volontari, si fa un po' tutto, insomma, ma la via è lunga, lunga, lunga. Ovunque ci si giri in Valle di San Lucano il paesaggio è desolante. L'incendio delle pendici della prima pala di San Lucano il 24 ottobre e la tempesta Vaia pochi giorni dopo hanno stravolto questa parte del territorio di Taibon a Gordino. Sono passati oramai moltissimi mesi e chi vive in questa, che è una delle fra le valli più belle della Gordino, sta patendo non pochi disagi, non pochi disservizi. Uno di questi è legato alla mancanza del telefono. Manca tutto, ci dicono anche le linee telefoniche. Esattamente, da 8 giorni siamo anche senza linea telefonica. Avete protestato? A chi vi siete rivolti? Beh, alla Telecom naturalmente, però non è che ci dà retta più di tanto. Non nasconde la sua preoccupazione la sindaca di Taibon, Silvia Tormen. Al telefono ci dice: gli interventi programmati dal Servizio Forestale Regionale non partiranno prima del prossimo anno. Entro il 30 settembre saranno definiti i lavori delegati al comune. L'urgenza è l'alveo alluvionato del torrente Tegnasse, che in caso di piena potrebbe esondare, causando l'interruzione della viabilità e l'isolamento della frazione di Col dei Pra. Un colpo al cuore, pure per i turisti abituati a frequentare la valle. Spero vivamente che prima arrivi di nuovo l'inverno venga ripulito tutto, perché secondo me è già predisposto, come posso dire, un altro disastro, perché con le prossime piogge e quant'altro ormai è tutto, non c'è un canale libero.